Giunge da una riunione di stamani la pretesa da parte della Regione Calabria che il governo nazionale, nella figura del suo presidente, si occupi in prima persona del problema dei rifiuti nocivi nella nostra terra, così come è già successo per i fatti dell'Abruzzo e della Sicilia. Il presidente della giunta regionale Agazzo Loiero è categorico: il tema dei rifiuti radioattivi sepolti nella terra calabrese o in mare deve essere seguito direttamente dal presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi. Noi pretendiamo che il governo sia in Calabria ad affrontare questa emergenza delle scorie radioattive sul suolo e nel mare al più alto dei livelli. Vorremmo, visto che l'emergenza, questa delle scorie radioattive depositate in fondo al mare, è un'emergenza completamente inedita rispetto alle tradizionali emergenze, noi vorremmo che fosse il capo del governo in persona ad occuparsene, come ha fatto in altre regioni, e noi abbiamo apprezzato che l'abbia fatto in altre regioni, lo faccia anche in Calabria. Una presa di posizione netta assunta dal governatore calabrese nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Catanzaro, in cui si sono ripercorse le attività portate avanti dalla regione per affrontare questo problema, a partire dal finanziamento delle attività gestite dall'Arpacal che hanno permesso di individuare il relitto al largo di Cetraro. E rispetto alla visita del sottosegretario all'ambiente Roberto Menia in programma per mercoledì in Calabria, Loiero è altrettanto categorico. Questa non è una questione, con tutto il rispetto per i membri del governo, per tutti i membri, non è una questione da sottosegretario.